Maltempo nella Marca, con le piogge durate tutta la notte nelle prime ore del giorno, anche di grande intensità, a Gorgo al Monticano alcune strade sono andate sotto acqua, così come qualche garage. La situazione è comunque sotto controllo. Purtroppo sono caduti quasi 40 mm d'acqua nel giro di 2 ore. Adesso abbiamo già effettuato alcuni interventi, stiamo chiudendo alcune strade perché sono impercorribili. Ecco, ci si augura che le piogge cessino perché la situazione potrebbe diventare preoccupante. Sì, assolutamente, potrebbe diventare preoccupante, non creiamo allarmismi, per il momento il Monticano non è ancora a livelli alti, però speriamo bene. Il Monticano a valle non è in fase preoccupante, così come il Livenza a monte. Gli impianti idrovori però devono continuare a lavorare in maniera regolare. Attualmente gli uomini della Protezione Civile stanno intervenendo per controllare alcune pompe, come a Navolè, dove alcuni campi sono già invasi dall'acqua. Qui ci troviamo nella frazione di Navolè e anche qui stesso problema di prima, troppa acqua in troppo poco tempo. Purtroppo c'è tutta l'acqua di scolo nella rete secondaria che non riesce ad effluire dalla chiavica in fondo. Però ci sono delle criticità per le case e le abitazioni che ci sono in questa zona, in via Livenza e in via Marco Trozzo. Le previsioni sono comunque migliorate dal pomeriggio. Attualmente sono in atto deboli piogge a macchia di leopardo.